Il periodo medievale. Spero di farvi divertire, mentre vi racconterò in breve la storia di ciascuno dei periodi del canone della musica classica. La musica del Medioevo, che va dal 600 circa al 1420, rivela le origini stesse del pensiero e della pratica musicale occidentale e offre all'ascoltatore moderno una ricca e straordinaria diversità di stili, tecniche e approcci estetici. Dalle radici ecclesiastiche del canto gregoriano alle espressioni cavalleresche dei trovatori e dei trovieri, ai primi esperimenti di polifonia, ai primi maestri compositori del canone occidentale, Perrotin, Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut e Francesco Landini. La musica medievale è una dei 9 periodi principali della storia della musica. In questa seconda stagione della rubrica La storia della musica cercherò di esplorare e scoprire i numerosi compositori e le numerose opere che esaltano l'epoca passata. Mi concentrerò su alcuni degli eccezionali artisti la cui musica è stata tramandata fino ai nostri giorni per il godimento delle nostre orecchie moderne. In un'occasione, Guillaume de Machaut ha dichiarato: «La musica è un'arte a cui piace far ridere, cantare e ballare. Non le importa nulla della malinconia, né di un uomo che si addolora per ciò che non ha importanza, ma ignora invece certa gente». Il periodo medievale, o del Medioevo, dal latino medium aevum, è un'espressione comunemente usata che si riferisce al vasto periodo fra la caduta dell'impero di Roma, intorno al 476, e l'inizio del Rinascimento al principio del XV secolo. È forse l'epoca più incompresa della storia europea fra il grande pubblico, in parte a causa dell'espressione secoli bui, forse usata in modo esagerato, a cui è spesso equiparata. È vero che molti aspetti dell'educazione classica e della società civile sono stati persi o compromessi negli anni caotici successivi alla caduta di Roma, ma l'era nel suo complesso ha visto risultati drammatici nella politica, nella scienza e nelle arti, che continuano a plasmare il nostro mondo odierno. Mentre la società urbana si sgretolava, l'apprendimento e l'unità furono inizialmente promossi dalla Chiesa. E in effetti l'Alto Medioevo, che va dal VI all'XI secolo, è appropriatamente chiamato l'età della fede. L'impulso musicale dominante, quindi, era quello di comporre musica che completasse i rituali della Chiesa cattolica, dando origine a enormi cori di canto gregoriano, con impostazioni monofoniche, a voce singola, di testi liturgici e correlati o associati al culto cristiano. Quegli anni videro anche la graduale creazione di un sistema di notazione musicale, grazie al quale il vasto repertorio poté essere ampiamente diffuso. L'avvento della polifonia vocale, 2 o più voci in contrappunto, sorse solo nel cosiddetto Alto Medioevo, fra il XII e il XIII secolo, ed è particolarmente associato alla grande cattedrale di Notre-Dame a Parigi. La musica composta a Notre-Dame, dai primi maestri come Léonin e Perrotin, includeva organum, conductus, nonché il mottetto, che diventò presto il genere dominante dell'epoca. All'inizio del XIII secolo, i testi secolari, in particolare quelli associati all'amor cortese, iniziarono a differenziarsi da quelli puramente religiosi, sia nella polifonia che nelle canzoni monofoniche dei trovatori e dei trovieri. Anche la musica strumentale o da ballo aumentò in popolarità in quel periodo, anche se mantenne uno status decisamente secondario rispetto alla musica vocale. Il tardo Medioevo, XIV secolo, vide l'ascesa delle prime figure imponenti della musica occidentale, in particolare Guillaume de Machaut, che compose elaborati mottetti religiosi, chanson secolari e la prima impostazione di una messa polifonica, la Messe de Notre Dame. Alla fine del XIV secolo, tuttavia, le complessità della polifonia tardomedievale, ad esempio la cosiddetta ars subtilior,
iniziarono a stimolare un movimento reattivo verso un approccio più semplificato, portando all'alba di una nuova era, il Rinascimento.